Inizia l'esame di maturità 2017, oggi mercoledì 21 giugno la prima prova, il tema di italiano tra diverse tracce, Giorgio Caproni è l'autore per l'analisi del testo, poi idillio e minaccia nei confronti della natura per il saggio breve in ambito artistico-letterario, poi per il saggio breve socio-economico la robotica e nuove tecnologie nel mondo del lavoro da uno dei testi di Enrico Marro, articolo da Il Sole 24 Ore, poi disastri e ricostruzione per il saggio storico-politico, tema storico, il miracolo economico italiano, citazioni da Piero Bevilacqua da Lezioni sull'Italia repubblicana e da Paul Ginsburg da Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Il progresso è al centro del tema di attualità partendo da una citazione di Edoardo Boncinelli. Ascoltiamo alcuni studenti ad Agrigento subito dopo la conclusione della prova. Al microfono di Irene Milisenda. Oggi la prima prova di maturità, come hai affrontato questa prova e qual è il compito che hai scelto? Ho scelto la tipologia B, che era il saggio breve. L'argomento era la robotica, il futuro nelle scuole e nel lavoro. C'era un pochettino d'ansia perché essendo la prima prova non sapendo cosa usciva eravamo un pochettino preoccupati, però alla fine ci siamo arrivati con quello che abbiamo potuto riuscire a fare. Io ho scelto sempre saggio breve della tipologia 2, trattava praticamente come le nuove tecnologie stanno avendo l'impatto sul lavoro, questo. Come diceva il mio compagno, essendo la prima prova non sa cosa aspettarsi all'inizio, quindi c'è un po' d'ansia, ma alla fine si riesce a fare sempre il meglio. E ho scelto saggio breve, era tipologia B, su argomenti socio-economici. In pratica abbiamo argomentato il fatto che la tecnologia sta prendendo gran passo nel nostro mondo, quasi come se ormai ogni bambino, ogni ragazzino la venera quasi come se fosse un dio, perché appunto ormai ci sta prendendo più di una droga, come se non riusciamo più a farne a meno. E abbiamo argomentato questo fatto, se per noi era giusto, insomma. Secondo te com'è andata oggi? Discretamente. Non prenderemo 15, ma un 12-13 lo prenderemo, penso. Io ho scelto il stesso compito del mio compagno. Su per giù tutta la classe ha fatto il stesso compito perché è un compito, essendo che noi abbiamo un settore industriale tecnologico, è un compito che ci vedeva molto partecipi e che ci affascinava tanto.